Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora siamo pronti, siamo sempre noi, io, Davide Stefanelli, lui, Leandro Maggi. Eccolo qua, siamo pronti per un'altra mini puntata di Made in Polesine, come sempre su Made in Polesine Web TV. Vogliamo subito partire con il nostro argomento di oggi, il nostro titolo? Posso andare? Vai. Mi confermi. Allora, aziende, riaperture, sì o no? Cioè, si farà la riapertura dopo il 13 e giù di lì? Secondo te? Secondo me no. Allora, innanzitutto sappiamo che c'è una buona parte degli imprenditori che vorrebbero riprendere, specialmente chi ha aziende grosse con decine di dipendenti, hanno delle commesse da evadere, eccetera, e quindi hanno veramente la necessità di far presto e di riprendere perlomeno un minimo di normalità. Il governatore Zaia qui in Veneto sembrerebbe disposto, nonostante le paure che ha giustamente sia lui che i suoi tecnici. Qualcuno dice dei tecnici nel settore medico che potrebbe esserci una ricaduta e ritornare ancora da zero, come è successo tra l'altro ad Hong Kong, e quindi la paura è questa. Però c'è praticamente questa necessità, è una necessità abbastanza palpabile, perché per chi ha attività statali o è un dipendente, grossi problemi non ci sono, viene garantito lo stipendio, ma per una partita IVA, per un imprenditore, per una piccola e media industria i problemi ci sono. Il braccio di ferro sulle riaperture aziende, si parla di 3 fasce. C'è il pressing della Confindustria Veneto, delle altre associazioni del nord, fatte in fretta o si chiude, dicono appunto associazioni degli industriali e degli artigiani. L'OMS però, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un errore, così sacrifici vanificati, le imprese mappate per indici di pericolosità. Che dire, secondo me sarebbe meglio cominciare ad aprire qualcosa, con le dovute tutele, con le dovute controllando tutto, che le cose vengano fatte al meglio. E sto pensando che una delle ultime attività che saranno riaperte saranno bar e ristoranti, che sono tra i più penalizzati, e quindi solidarietà per gli amici che hanno queste attività. E come sempre l'abbiamo detto ormai da quando è cominciata sta pandemia, il mondo dello spettacolo è quello più colpito, andrà a regime, è quello del turismo, turismo e spettacolo, che andranno a regime veramente tra tantissimo. Solidarietà a loro, però secondo me sarebbe meglio riprendere gradatamente, ma riprendere. Sì, naturalmente come dicevi tu, come si dice un po' in giro, come ascoltiamo un po' da tutte le parti, il pericolo è proprio quello di andare a vanificare quello che è stato fatto fino adesso, quindi sacrifici, nel senso rimanere in casa, non avere contatti sociali, poi magari riaprire ed avere poi altri casi di contagio, e quindi andrebbe un po' a verificare tutto quello che è stato fatto fino adesso. Però è vero anche che bisogna in qualche modo dare una scossa e riaprire qualche attività, perché così insomma ci stiamo veramente tartassando e stiamo andando proprio ai minimi storici veramente, perché insomma ci sono delle spese, soprattutto per chi ha dei dipendenti, insomma, che immagino adesso siano in cassa integrazione o comunque stiano scontando le ferie residue, però insomma dobbiamo dirlo francamente, questa è una situazione che sta mettendo in ginocchio un po' tutta l'Italia, insomma, Sì, il nostro Veneto, la Lombardia, il Piemonte, tutti quanti, insomma, quindi è forse un rischio che bisogna anche un po' prendere, come dicevi tu, con le dovute precauzioni, però bisogna fare qualcosina. Vabbè, ma chi siamo noi, come lo diciamo sempre? Davide, ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì per una nuova mini puntata di Made in Polesine, come sempre su Made in Polesine Web TV. Poi la prossima settimana vediamo anche se riusciamo a fare qualcosa a livello radiofonico, quindi andremo ad integrare il Made in Polesine con sia radio e sia video, ecco, va bene, ok?
A salute, ciao Davide. Sentiamo, ciao a tutti, statemi bene, ciao. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.